un'area che noi abbiamo voluto e che riteniamo che sia veramente poi un punto di incontro, di aggregazione di varie generazioni, perché abbiamo la nuova biblioteca che funziona benissimo, perché veramente è usata da tantissime persone, da bambini agli anziani, e quindi veramente raggruppa tutti. All'interno della stessa area abbiamo una sala socio polifunzionale che da 150 posti, che viene usata tantissimo anche quella, e la nuova sede del centro anziani. Un centro anziani, ripeto, un'associazione anziani che dobbiamo essere orgogliosi anche per il nostro paese, perché è importantissima, ma credo che possa diventare un punto di incontro di tutti gli orsaghesi. Abbiamo voluto anche rendere un'area, anche quella esterna, visibile e aperta proprio il più possibile, che inviti le persone ad entrare. E il nostro scopo è proprio quello, di poter portare le persone all'interno, che si possano incontrare, parlarsi e poi magari usufruire sicuramente anche dei servizi che abbiamo all'interno di quest'area. Noi abbiamo ultimato il primo stralcio, nostra intenzione è poi proseguire prima possibile anche con completamento, ormai ci rimane poco anche del resto dell'edificio, che comprende altre due sale, una sala mostre e una sala convegni, una piccola sala convegni, e quindi anche questo vogliamo metterlo a disposizione proprio di tutti i nostri orsaghesi. Guardi, è sempre stato il mio sogno, perché io faccio l'assessore dal 2004, ormai sono 15 anni, ma il mio sogno era quello di dare un nuovo sito alla biblioteca, che purtroppo era abbastanza vecchia, in un edificio ormai non dico fatiscente, ma abbastanza vecchio. E ci siamo riusciti, questo sogno si è realizzato. Devo ringraziare il sindaco, tutti i colleghi della giunta, tutti i consiglieri che hanno fatto sì che questo sogno potesse realizzarsi. Ecco, noi in biblioteca abbiamo diverse attività, dai bambini del nido a quelli della scuola materna, scuola primaria, scuole medie, agli adulti, ecco. Fornire delle sale, dei luoghi adeguati e confortevoli, questo mi sembra sia la cosa più bella. Dare dei servizi è la cosa più bella in assoluto. In questa area Pace, che è un'area che era praticamente dismessa da qualche anno e che il comune ha acquistato dalla parrocchia e che sta recuperando completamente, quindi un'area al servizio di tutti i cittadini, dai più piccoli agli anziani.